Sant'Agata che chiauto lo sole, fallo per carità, fallo calare. Tu non lo fare no per li padrona, ma fallo per i poveri giornatari. Id se vi convina all'ammuccione, id nadono l'acqua di padrona. Cosa le ricorda questo piatto? Mi ricorda tante persone che se ne sono andate via ormai. Amici di Bella Sicilia, buonasera. Adesso prepareremo un secondo piatto con delle acciughe, pomodori secche e passeluna, cioè delle olive salate, che è un tipico piatto dei poveri di una volta che facevano colazione con questo piatto. Adesso iniziamo a mettere le acciughe, aggiungiamo le acciughe, i pomodori, Gli mettiamo un po' di olio. aggiungi un po' di olio. La mattina i contadini, prima di andare a lavorare, la loro colazione era questa. Cioè mangiare, che poi non è che avevano tanto di questo companatico di arrice e pomodori, mettevano il più olio che inzuppavano il pane là dentro. Ed ora? Allora aggiungiamo le olive nere, che sono detti passilune, che sono proprio le olive raccolte da meno di una settimana, questi qua, perché siccome c'è stata tanta abbondanza, sono rimasti sugli alberi, ne abbiamo fatto uso di raccoglierle e le abbiamo conditi da poco, diciamo. E ora vengono cucinati così per mangiarli. Una ricetta anche veloce? Sì, velocissima. Ci vogliono un paio di minuti per sciogliersi un po' l'acciuga. In effetti si vede che viene un po' sciolta qua adesso dell'olio. Ed i contadini avevano bisogno di tanta energia e qui è la fornita. Sì, con questa sì. Certo mettevano pure del buon vino perché il vino gli dava la forza per poter lavorare, perché non c'erano altre cose. Quando erano in privato, perché quando andavano nei raccolti che raccoglievano il tempo del grano, che andavano, come si suol dire, Catena Nuova, quelle zone là, quelle sono delle zone che non c'è nemmeno acqua. Quindi automaticamente che facevano? Mettevano il grano quasi con poca roba, diciamo, da bere, da mangiare, quello che c'era. Infatti c'è la canzone che dice: Sant'Agata che chiauto lo sole, fallo per carità, fallo calare. Tu non lo fare no per li padrona, ma fallo per i poveri giornatari. Id se vi convina all'ammuccone e noi all'ammuccione id nadono l'acqua di padrona. Perché acqua non ce n'era, però vino non ce ne davano nemmeno, se non bevevano di nascosto. È la canzone di Sant'Agata che chiauto lo sole, è una canzone tipica siciliana. È davvero un video che ci sta portando indietro nel tempo, anche con diversi aneddoti. Visto l'acciuga come si è sciolta, le olive si stanno arrotolando, i pomodori, e già devo dire che è pronto il piatto. Cosa le ricorda questo piatto? Mi ricorda tante persone che se ne sono andate via ormai. Ok, lo possiamo impiattare e gustarlo. Ok. E qua c'è il piatto. E lo possiamo gustare con il nostro pane. E questa era la colazione di una volta che facevano i nostri nonni. La colazione dei contadini. Le contadine. L'acciuga si è sciolta. In pratica loro bagnavano il pane in questo modo, così, nel piatto, e poi con uno di oliva e un pomodorino facevano la colazione. E quanti ricordi, quanta nostalgia negli occhi di alcuni amici di Bella Sicilia che ricorderanno questi momenti, questi sapori. Ricordiamo quei tempi in cui c'eravamo pure noi a fare colazione così. Da Quando ci capitava, sì. Pure noi. Buonissimo. Facciamo i complimenti a voi Grazie. per averci portato indietro nel tempo con questi sapori. Grazie pure a voi. E non resta che lanciare un grande invito per un evento che vi sarà questo weekend. Il sabato sera, sabato 31,
e domenica 1 al mercato coperto, di cui ci saranno tante altre degustazioni. Un paese in cucina vi aspetta con tante eccellenze. Sabato 31 gennaio. E ci siamo pure noi. E bella Sicilia. Te Antonio mangia, che forse non mangiaste tu. No, ho mangiato. E saranno 2 giorni da non perdere. Sì, saranno 2 giorni da non perdere. Già vedendo questi piatti, siamo piatti contadini semplici, però non potete sentire l'odore. Io proverò il gusto. Noi vi aspettiamo comunque sabato 31 e domenica mattina, così degusterete anche voi qualche prodotto tipico e qualche piatto particolare, specialmente i nostri maccheroni che le signore come tradizione ci faranno e che ringrazio anzi per quello che stanno facendo. Assaggio. E allora non resta che assaggiare questo piatto ed invitare tutti voi amici di Bella Sicilia a Gradi Mamertino sabato e domenica per vivere di persona queste esperienze, perché sarà un'esperienza indimenticabile. Indimenticabile, spero che ci sia tanta gente per capire e gustare le nostre cose che facciamo. Invitiamo tutti? Tutti, e anche la bella Sicilia c'è. E noi saremo presenti. Grazie! Grazie a voi, scusate, ma ormai avevo degustato. Grazie di cuore per aver visto il video fino alla fine. Un caro saluto e alla prossima! Grazie, arrivederci. Arrivederci.